Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario l'economia. L'anno scorso l'export italiano ha evidenziato una totale stabilità rispetto al 2022. In termini assoluti le vendite all'estero sono state pari a 626 miliardi di euro. Tra i 27 paesi dell'Unione Europea solo la Germania con 1562 miliardi e i Paesi Bassi con 866 miliardi hanno registrato un flusso di vendite superiore al nostro. L'elaborazione di questi dati è stata realizzata dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre. Milano guida la classifica delle province con la maggiore predisposizione all'export. Seguono sempre a livello provinciale Torino, Vicenza, Bergamo e Brescia. In queste 5 realtà territoriali, tutte posizionate lungo l'autostrada A4, si produce quasi un quarto, per l'esattezza il 24,3%, dell'intera produzione nazionale di beni esportati all'estero. Passiamo alla cronaca. Nella serata del 19 marzo i carabinieri della compagnia di Mestre sono intervenuti all'interno di un supermercato di Marghera dove poco prima era stata consumata una rapina. Un 28enne veneziano, dopo aver preso alcuni generi alimentari e vari cosmetici nascosti in un sacchetto, giunto alle casse si è rifiutato di pagare, aggredendo l'addetto alla vigilanza con spintoni nel tentativo di darsi alla fuga. Il tempestivo intervento dei militari dell'Arma ha permesso di bloccare definitivamente l'uomo, che è stato arrestato per rapina impropria e portato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore. Al termine dell'udienza di convalida, al giovane è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E nella giornata di giovedì 28 marzo si è svolto un servizio di controllo del territorio nella città di Chioggia da parte di personale del commissariato di polizia con l'ausilio di personale del reparto prevenzione crimine di Padova, all'esito del quale sono stati controllati più di 50 soggetti e più di 20 veicoli. Inoltre, nel corso di tale servizio si dava esecuzione a un ordine di carcerazione a seguito di condanna per vari reati di natura fiscale, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Brescia, Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un cittadino chioggiotto, da anni residente all'estero, che veniva fermato e all'esito dei controlli di rito portato nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, dove vi rimarrà per scontare la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione. E prosegue incessante l'intensificazione dei servizi ad alto impatto nelle zone vicine alla stazione di Mestre e della provincia contro la criminalità diffusa, il degrado urbano e tossicodipendenza. Le forze dell'ordine hanno identificato e controllato nelle giornate di martedì e giovedì più di 180 individui, di più della metà stranieri e di cui molti con precedenti di polizia, e 16 esercizi commerciali, dei quali 2 multati per il mancato rispetto di normative del settore. L'attività di controllo, visto l'aumento di turisti per Pasqua, è poi proseguita grazie all'attività della Polfer, che giovedì 28 marzo ha effettuato nella stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia controlli a 27 treni, identificando più di 400 persone, di cui quasi 300 extracomunitari e alcuni con vari precedenti penali. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.